Noi ovviamente non ci fermiamo, anzi continuiamo per la nostra strada come abbiamo sempre fatto in questi mesi, oggi forse con qualche motivazione in più, perché le prime persone che dovrebbero aprirci le porte per vedere in realtà cosa c'è sotto ci presentano un conto di 94 milioni, oltre che ovviamente non ci aprono le porte. Se questa è la risposta ne prendiamo atto e avanti per la nostra strada. Da Trissino a Venezia, dove ormai il sindaco Davide Faccio è di casa, come primo cittadino e dunque responsabile della salute pubblica per il suo comune, nel seguire le operazioni per la bonifica dell'acqua, un lavoro a quattro mani con ARPAV Veneto, coordinato dalla Regione e per ora dalla stessa finanziato. Purtroppo il costo si aggira dai 2 ai 3 milioni l'anno, ma non c'è limite fino a che non ci saranno nuove adduzioni. La Miteni ha chiesto lo stop ai carotaggi a maglia stretta presentando un ricorso al TAR contro Regione, ARPAV, Provincia, Consorzio di Bonifica, Alto Vicentino Servizi e proprio contro il Comune di Trissino, chiedendo un risarcimento di 98 milioni di euro. Ma la Regione oggi ha decretato che si va avanti perché la salute delle persone viene prima di tutto. Fino a che non troviamo l'esatta soluzione di questo problema noi andremo avanti. Il cambio dei filtri in questo momento sta rendendo sicuramente a zero le molecole con 6 atomi di carbonio e 8 atomi di carbonio, e appena si comincia l'evidenza di quelle a 4 atomi di carbonio, seppur ancora non normate, i gestori già cominciano il cambio dei filtri. Questo sta permettendo che in questa zona ci sia l'acqua più sicura d'Italia.